per pochi centimetri non abbiamo segnato, perché abbiamo fatto 2 o 3 tiri da lontano dove è uscito di qualche metro, cosa che poi ci è riuscito nella seconda parte con Riccardo Pellegrino. Abbiamo cercato di creare qualcosa, loro diciamo che sono stati più incisivi, soprattutto i primi 15 minuti, e lì ho avuto un po' di paura perché potevamo andare sotto e diventa sempre più difficile poi recuperare, soprattutto con una giornata così dove ha piovuto a più non posso e dove tante volte il pallone diventava ancora più veloce e schizzava in mezzo al campo. Però diciamo che non ci siamo mai abbattuti e abbiamo sempre cercato di passare in vantaggio, di creare occasioni su occasioni. Poi tirato fuori 2 ragazzini che erano anche un po' stanchi, che nelle ultime settimane avevano giocato molto, poi anche convocati con rappresentativa, e sono rientrati due ragazzi che fanno parte del nostro, diciamo tra virgolette, iniziale scacchiere base, che sono Ricciulli e lo stesso Pellegrino. Se l'avesse avuto già domenica scorsa a Castelbuono, io penso che non pareggiavamo quella partita lì, perché tante volte l'esperienza è qualcosa di importante nella vita, ma nel gioco del calcio in particolare. Però è stato un bel risultato, una bella vittoria, sofferta come hai detto tu, ma bella, perché quando poi la chiudi pure al 90esimo, dove un po' spezzi le gambe agli avversari, inteso nel senso buono della parola, me ne guarderei bene, che non hanno più la possibilità magari di recuperare, diciamo che diventa ancora più bella. E Peppe veniva pure da un infortunio alla caviglia, se ben ci ricordiamo ha avuto un trauma distorsivo contro l'Athletic Palermo. Domenica era in panchina solo per far numero, non aveva ancora recuperato, oltretutto Messina aveva fatto anche una buona partita. Un po' ci ha spiazzato l'uscita di Stefano, perché anche lui è stato beccato dal virus e non era al 100%, per cui abbiamo provato a tenerlo in campo il più possibile, ma penso dopo 20 minuti ci ha abbandonato. Ed è entrato Romano, che ha fatto una grande partita, come l'ha fatto anche Leo Messina, lo stesso Longo, che poi sono stati anche sostituiti. Davide è stato messo in lista di svincolo, sicuramente troverà tante squadre che lo vorranno, perché è un giocatore che per questa categoria è il top, per cui penso che troverà una sistemazione forse anche meglio della nostra. A noi quello che un po' ci ha tagliato, no, che ha un po' difettato nell'ultimo mese, è stato quello di non avere dei giocatori al top, perché venivano da piccoli infortuni e soprattutto che giocavano 3 partite in una settimana. Tante volte, ripeto, se non hai giocatori che danno una mano, tante volte capita anche questo. Poi abbiamo avuto anche due giocatori che, come Messina tempo fa, lo stesso Tripiano, che hanno avuto dei traumi distorsivi causati senza che erano in campo. Una a scuola, l'altro qui ha messo male il piede, stessa identica cosa. Per cui dico sempre che se una squadra ha dei ricambi, ma soprattutto ha una rosa di 22-23 persone, 24 persone, e allora diciamo che possiamo avere più scelte. Oppure se vedo qualcuno che non è al top, tante volte magari lo sostituisci io negli ultimi tempi l'ho sostituiti con tanti ragazzini 2007-2006, e che ti posso garantire che hanno fatto non bene, benissimo, che a Castelbuono hanno fatto una grande partita. Io parlo di Aiello, parlo di Messina, parlo di Longo, l'arrivo di Sanna Salva, che è uscito dopo pochi minuti, lo stesso Cintura che tra virgolette per doppia ammonizione
dopo 5 minuti del secondo tempo ci ha lasciato in 10, ma che può capitare, voglio dire. Per cui va bene così, meglio avere anche delle alternative per poter avere più soluzioni possibili. Le prossime partite fra Castelvetrano, Sciacca e Casteldaccia forse non so, l'hanno rimesso un po' a posto, forse quello di Sciacca, ma gli altri due non sono all'altezza della situazione, voglio dire. Però dobbiamo essere più forti anche di queste cose qui, dobbiamo essere più caparbi e magari cercare di giocare più di grinta, di cattiveria, di contrasti, di arrivare prima sul pallone, perché tante volte quando il campo non te lo permette ci sono anche delle alternative per poter lavorare e cercare di prendere, non dico di sorpresa, ma di dare fastidio alla squadra avversaria. È stata una settimana molto travagliata perché sono stato un po' pensieroso questa settimana. Ero a Gela fino a giovedì, poi mi è arrivata la chiamata del Misil Mary e per motivi pure familiari ho deciso di venire qua perché sono stato bene 2 anni fa, questa è la terza volta che ritorno e sono felicissimo di questa scelta. Poi sono contento della vittoria di oggi contro un avversario duro perché loro giocano bene a calcio, sono una squadra ostica. Io sono un tipo di giocatore che lega molto il gioco, mi piace pure venire a giocare, imbucare, però è normale, un attaccante deve fare gol. Ci ho provato in 1 o 2 situazioni, sono stato un po' sfortunato, però l'importante è che abbiamo vinto. Peccato per quel rigorino che ci poteva stare, però poi ha fatto gol Mendola e va bene lo stesso. È stata una bella esperienza perché Gela è una grandissima piazza. Io ci sono stato, se non ero 17-18 anni fa, che ho fatto l'esordio in C1. E giochiamo, mi sembra, a Castelvetrano, un campo difficile, ci faremo trovare pronti.